dicevo, non so quanti utilizzatori parteciperanno questa sera, essendo il tema di questa sera rivolto all'utente privato, ma forse è una mia impressione, ma sembra che fondamentalmente queste cose all'utente privato non interessino, salvo poi trovarsi eh, nell'essere incappati nella ditta, nell'azienda, nell'installatore che non ha fatto quello che si aspettava, salvo aver buttato via dei soldi in impianti fatti da multinazionali del biadesivo che non voglio nominare. Insomma, credo che occasioni come questa, se io dovessi acquistare un impianto d'allarme, chiaramente non è il mio caso, ma dovrebbero essere occasioni ghiotte e invece, ahimè, sembra che si voglia sempre vendere qualche cosa, quindi forse c'è questo timore, non lo so, vedo un po' di sono un po' restii, ecco, a partecipare, o almeno quello che arriva a me come a livello di impressione. Dicevo, l'argomento di questa sera voleva essere rivolto all'utente finale che dal mio punto di vista non sa che cosa acquistare. Sembra che questa cosa degli impianti di allarme sia avvolta in un alone di mistero per cui ci si debba sempre affidare al caso o alla fortuna, nella migliore delle ipotesi. Facciamo entrare Simone. Quello che mi chiedo io, buonasera Simone, è che cosa percepisce l'utente, che cosa vede l'utilizzatore quando si fa installare un sistema di allarme. Dico si fa installare escludendo categoricamente chi se lo installa, chiaramente, perché il fai da te in questo settore, dal mio punto di vista, non è proprio contemplato, e sarebbe già tanto che l'utente fosse mediamente informato sulle tecnologie che formano, che compongono un sistema di allarme. Non ce l'ho con il fai da te, attenzione, dico semplicemente che è un'opera troppo complessa, complicata, vorrei dire titanica, installare da sé un impianto di allarme senza conoscere le tecnologie che lo compongono e dover creare da zero un impianto di allarme che possa anche essere sicuro, la vedo proprio come un'impresa titanica. E quindi dico, l'utilizzatore che si fa installare un sistema di allarme non percepisce, dal mio punto di vista, ehm, la reale sicurezza, ma si affida per lo più al marketing fatto da pubblicità, ma fatto anche da belle parole, quelle che posso raccontare io all'utente quando vado a casa per fare un'offerta, per fare un sopralluogo, per fare un preventivo. Quelle sono chiacchiere, sono parole, quindi le mie parole contro le parole di un collega eh, che può raccontarle meglio o peggio di me, sono quelle che poi l'avranno vinta nei confronti del cliente che, non avendo una cultura in tal senso, si deve affidare a qualche cosa, a qualcuno. E ultimamente, specie nei gruppi Facebook, quelli aperti,
io ne gestisco uno, vedo tanta preoccupazione per, ad esempio, il jamming, ovvero il disturbatore di frequenze. Ne abbiamo parlato in un'altra sera. Ho buttato là un post oggi in un gruppo dove ci sono pochi colleghi, e proprio per avere un po' il polso della situazione. E io vedo tanta preoccupazione per il jamming quando il problema vero, dal mio punto di vista, di un impianto di allarme sono le tecnologie di rivelazione. Perché dico questo? Perché potrebbero esserci dei ladri dotati di jamming. L'abbiamo detto l'altra volta, uno fa il ladro, non ha nemmeno bisogno di andarlo a comprare il jammer, no? Se lo ruba da un'altra parte, poi lo usa per andare a rubare da un'altra parte. Ma il punto critico dell'impianto d'allarme meno evoluto, passatemi questo termine, non sono le radiofrequenze, non è il disturbatore con il quale posso bloccare un impianto wireless o posso bloccare le comunicazioni di un GSM quando mi basta eludere un infrarosso passivo o un doppia tecnologia da esterno e mi sono fatto beffa di quell'impianto. Ecco perché ho voluto questa sera parlare appunto di 30 anni di sicurezza. 30 anni perché secondo il mio punto di vista prima non avevano le tecnologie, questo tipo di impianti non avevano la diffusione che hanno iniziato ad avere dagli anni 90 in poi. Siamo tutti d'accordo su questo. E quindi 30 anni di sicurezza c'è stata davvero evoluzione. Secondo il vostro punto di vista, vorrei che me lo scriveste in chat. Cosa pensate? C'è stata davvero evoluzione? Quello che vedete adesso negli impianti di allarme, quello che sentite, chi lo acquista perché fa l'installatore, chi invece da utente privato si approccia a questo tipo di impianti, dove la vedete, come la percepite l'evoluzione di questi 30 anni di impianti di allarme intrusione? Scrivetemelo pure in chat perché sono molto curioso. Solo su rivelatori esterni. Che cosa intendi, Giuseppe, solo su rivelatori esterni? Cioè, c'è stata evoluzione sui rivelatori esterni dal punto di vista della sicurezza o solo perché ci sono molti più rivelatori esterni? Gestione dell'impianto, d'accordo, gestione dell'impianto, ma quello non è sicurezza. Vorrei sentire qualche cosa che riguarda proprio l'aspetto legato alla sicurezza. Paolo dice più sulla flessibilità connessione delle centrali. Le tecnologie, facciamo entrare Marco. Le tecnologie, le tecnologie, anche no, le tecnologie, io non ho visto questa evoluzione nelle tecnologie, anzi, se siamo qui per parlarne questa sera, è proprio perché io questa evoluzione tecnologica, specialmente nei sensori esterni, non l'ho vista, non c'è stata. Se ci fosse stata, non vedremmo più rivelatori a doppia tecnologia, non vedremmo più sensori ad infrarossi passivi, vedremmo radar, vedremmo microonde e invece siamo rimasti a 30 anni fa.
perché le tecnologie che stiamo utilizzando oggi sono le stesse che utilizzavamo 30 anni fa, magari in un vestito diverso, ma sono le stesse tecnologie che stavamo utilizzando 30 anni fa. E indovinate un po', secondo voi i ladri hanno imparato a conoscerle queste tecnologie oppure no? L'installatore conosce le tecnologie che sta installando oppure no? A questa rispondo io. Ecco, Maurizio fa così con la mano. È proprio così, Maurizio. Hai ragione. Non tutti gli installatori sanno che cosa stanno installando. Questo è grave. È grave perché vorrei dire che in un altro modo, ma ci sono ladri, chi quindi fa il mestiere opposto, che conosce le tecnologie meglio di tanti installatori. Questo è secondo me l'aspetto più dolente di questo settore, ma per fortuna o purtroppo questo avviene solo sull'impianto del privato, solo sul residenziale. In altri ambiti questo non avviene e non capisco perché ci sia questa distinzione, però magari strada facendo salterà fuori qualche cosa di interessante. Simone dice l'effetto di Hall rispetto al RID, la cosa agghiacciante è che la maggior parte degli installatori non ha fatto un'evoluzione negli anni, ma guarda Simone, secondo me la maggior parte degli installatori arriva da altri settori, prettamente quello elettrico direi, e non si preoccupa minimamente di conoscere le tecnologie, perché tanto oramai va dal distributore, che sia di materiale elettrico che sia specialistico, ed è il distributore che gli dice: Toh, monta questo, non preoccuparti di altro, monta questo. Io vorrei fare un'indagine, so che non ci riuscirei, ma magari nel nostro piccolo la facciamo qui questa sera per capire quanti si preoccupano di quale tecnologia utilizzi un determinato sensore prima di andare dal cliente ad installarlo. Io direi che la percentuale rasenterebbe lo zero, ma ripeto, stiamo parlando del civile, quindi in ambito residenziale. Poi ad altri livelli ci sono fior fiore di aziende che fanno il nostro mestiere, ma ci sono anche fior fiore di aziende con security manager che sanno il fatto loro e che quindi sanno che cosa chiedere all'azienda che farà loro l'impianto. Non è che c'è molta scelta. Giuseppe, ti invito ad aprire il microfono se vuoi, ovviamente, e spiegarmi che cosa intendi, oppure scriverlo in modo... Ciao Mariano, buonasera, buonasera a tutti i nuovi arrivati. Giuseppe, me la vuoi spiegare? Vuoi scrivermela? Vuoi dirla? Ok, rivelatori sono più o meno rimasti gli stessi. Non è vero. Non è vero, perché se io ti faccio vedere questo è lo stesso rivelatore. Conosci questo rivelatore, Giuseppe? Buonasera, Mariano. Questo è un radar in microonda pura ad effetto Doppler, ovviamente, non ha bisogno del rispettivo dall'altra parte, quindi fa tutto da solo.
è PET immune reale, essendo radar. Ho spiegato l'altra volta che cosa significa radar. Eh, e quindi questo non è eludibile, perché essendo una microonda è un'emissione in radiofrequenza che quindi rimbalza su qualsiasi corpo solido prima di tornare in antenna, appunto per l'effetto Doppler. E l'evoluzione c'è stata, ma se c'è stata un'evoluzione da questa parte, c'è stata un'involuzione dall'altra. Questa cosa la devo spiegare meglio. Torniamo al primo giovedì in cui si parlava di impianti smart, se non ricordo male, no? Gli impianti smart sono quello che sta minando la sicurezza delle nostre abitazioni, perché da una parte sono semplici da installare, dall'altra l'utente finale, il cliente, percepisce che quello è un impianto di allarme esattamente come un altro, quando non è esattamente così. Perché? Perché gli impianti smart, che sono wireless al 99%, per non dire al 100%, devono consumare poco proprio perché sono wireless, e quindi devono utilizzare tecnologie non energivore, ovvero che consumino poco, perché se nel mio trasmettitore wireless c'è una batteria CR123 o comunque c'è una piccola batteria al litio che mi deve durare 2 anni, 3 anni, 4 anni, non posso accendere un rivelatore come questo. Questo è un rivelatore che deve essere cablato, perché se lo faccio funzionare a batteria, domani probabilmente ho le batterie scariche, e questo per un impianto wireless non è concepibile. Ecco perché parlavo di involuzione, perché siamo arrivati dopo 30 anni di impianti di allarme a fare un salto mortale carpiato all'indietro, e siamo tornati a utilizzare le tecnologie che utilizzavamo 30 anni fa.